Beh, anche lo stesso farà una saga che si chiuderà, quindi probabilmente un progetto animato su linea di 12 è impossibile secondo me da realizzare, cioè si può realizzare tecnicamente e poi chi lo trasmette? Solo sul cellulare. Senti Brian che MTV vuole essere pagata lei. Rete 4 è per famiglia. Ciao, innanzitutto, Danilo Napoli. Senti, Ratman per un periodo secondo me molto bello, è stato anche una forma di autoanalisi per te. Come l'hai gestita? Allora, cioè diceva, secondo lui, Ratman dice tutta la saga, la serie, gli ultimi 2 anni, una sorta di autoanalisi per me. Ma siccome io non mi sono chiesto molti soldi è andata bene, però no, ma non è un'autoanalisi secondo me, cioè ci sono sempre elementi personali, non fate divorziare dal fatto che lui parli di una serie cartoni animati, ad esempio, molti hanno provato che si fosse, sì, no, certo. A me serviva semplicemente un motivo per fare finire il disgraziato Ratman, ho colto dalla realtà degli spunti e li ho accelerati e ho creato quella saga lì. Poi per il resto è ovvio che elementi di autoanalisi ci possono sempre essere, anche perché comunque sia tutto il personaggio per creare domande a se stesso, agli altri, come in questo caso. Non lo so. Ci saranno altre meraviglie. Dunque, non lo so, io avevo fatto già delle cose, cioè ho già scritto delle gag che sono altre meraviglie. Sulla magari su poco, giustamente che sta suggerendo, io sono un posto che non sta mai. Però sulla Ratman enigmista e enigmistico, scusate, si farà il meraviglioso mondo degli animali e questo già potrebbe essere un primo